Buonasera a tutti e benchiatas a Gnovis. Continuano i fuochi in Friuli Venezia Giulia, plui attenzione, come de bande, de sguardis dal fuoco e de protezione civile sulla Val Residu, là che gli flamis sburtadis dall'aer si sono svicinati a località Stai, menacciando certi schiasis. I due canaderi in servizi sulla regione, dunque, sono intervenuti per arterare flamis in coordinamento con un elicottero di protezione civile. Si combatte senza soste sul Chiars, dula che gli flamis come a fronte in diretti sban della Slovenia in tal cosa giornata è stata tornata a Viergi la linea ferroviaria tra Monfalcon e Navresine fermate di Martars e pregiudicate dai fuochi. E in tal cosa operazioni spal di studamento dai fuochi sul Chiars, in particolare a Iamiano, gli sguardi dal fuoco si sono chiatati davanti a una sorpresa, una implantazione di cannabis ieri squinduta in Tasardini, una chiesa evacuata al svicinarsi des flamis. La scovietta è stata fatta dai pompieri che sono intervenuti sul posto e che hanno avvisato gli sforzi dall'ordine. Le plantis di marijuana non sarebbero della specie sativa, ben a stai, che si chiama la sostanza stupefacente, ma si tratterebbe in tutto caso di una implantazione non autorizzata. E migliora intanto anche la qualità dell'aria sulla regione e sul Bas Friul dopo che irone fumate fisse di fumo aveva fatte su Monfalcone e le località balneari di Grau e Lignan. Di notte a Gurizze i livelli di polvere sottile sono tornati sotto dal sogliare di attenzione, intanto che all'estate tornata a Viergi il cantiere navale di Fincantieri a Monfalcone. Decenni di messaggi di corrotte per morte di Elena Loduca in servizi al commissariato di polizia di Cividate, coordinatore dei volontari di protezione civile di Prepot, morte ieri di un arbolo intanto che collaborava al dissudamento al Fugaron che si è leschiato in frazione di Ciale. Elena lascia un weight enorme in tesvites dall'uomo e de fie che ieri in daura spietà a chiase. E scrive la polizia di Stato sui canali social. Il suo grande senso dal dovente a servire la comunità proprio in dei momenti più difficili alle per noi tutti un esempio. E al corrotto si è unita anche la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese che ha sottolineato l'altruismo di cui tanto Elena al metta pericolo la propria vita a servizi dal paese. È stato un incidente mortale che stamattina a Trieste ha esciuto dei grandi motori di lunga e grande viabilità triestine. Un motociclista di 32 anni ha perduto la vita in un tamponamento che è succeduto sulla Chiaresade in direzione di Mugle. L'uomo alvaresse da dentro un furgone frigorifero finente a Tiere. Immediati soccorsi sul posto, sedi dal personale del centro di Givot che dei pompieri, ma ogni prova è stata di bante. L'uomo di 32 anni alle morte per via dai traumi riportati. Sono tre le vittime dal Covid in regione in queste ultime 24 ore, con 4 pazienti in terapia intensiva e 284 persone in altri servizi medici. Le vittime vengono dalle province di Trieste, Udine e Pordenone, sono invece 1.680 news positivi, schiattati tra 7.636 tampons fatti. Al svicino un turista e ai sfile un orloi di 8.000 euro. Sale succedute a aprile a un uomo di 64 anni dalla Lombardia che si è dovuto rubare orloi preziosi di una femmina che si è svicinata con una scusa. Poco dopo si ne guarda robarie, ma ormai le femmine ieri sparite. L'uomo la fa denuncia ai carabinieri di Tisane che come stanno cerinte la femmina e l'orloi. Al Faseve lavora in neri 3 dipendenze su 5 perché smotiva l'attività di un bar-ristorante dal Friuli occidentale è stata sospinduta e vinta il titolare impleato personale irregolare in misure pari o superiori al 10%. L'imprenditore è stato con di più sanzionato, le attività fatte dal nucleo ispettorato del lavoro dai carabinieri di Pordenone per contrastare il fenomeno del lavoro in neri in tal settore di ristorazione alla portata militare a sanzioni amministrative per 27.000 euro se è stata accertata un'evasione di contributi previdenziali per più di 10.000 euro.
La fin dal governo Draghi e crema sedaments politics anche in Friuli Venezia Giulia. Il segretario regionale dal Partito Democratico Cristiano Sciaurli, che è intervenuto in diretta a Telefriuli, ha sclarito che in vista delle elezioni per il presidente di regione dell'anno prossimo il centro-sinistra non si tornerà a mettere dunque il Movimento 5 Stelle. C'è che è succeduto in Parlamento, alla Clarit Sciaurli, ha compromesso ogni possibilità di alleanze. Il presidente della regione Fedriga l'ha confermato invece la volontà di tornarsi a candidare senza ascoltare Sirenis che lo voleresti accogliergi qualche di Casteri a Roma in tal caso di una vittoria elettorale dal centro-destra il prossimo 25 di settembre. E è stata creata in tal chistiel di Udin le mostre dedicate a opere di Raimondo Daronco con disegni e progetti raccolti inediti dai Museus Civics dal Comune di Udin con la poi de Fondazione Friuli. La mostra, organizzata per Ains nonante de muerte di Raimondo Daronco al Conte Lengace percorsi creativi sulle opere furlanis tra che fatis e che hanno mai avuto luce. E per usgnota le tutte, Gnovis al torne lunis, sempre stesse ore. Mandi e buone serate, le viodici.